Salta per il momento la fusione tra ATP e AMT, il progetto di un'azienda unica ha ricevuto il no di Autoguidovie, socio privato di minoranza di ATP Esercizio. Si apre ora uno scenario incerto. Ancora fungaioli dispersi nell'entroterra, si tratta sempre più di ricercatori occasionali con poca conoscenza dei boschi. Ne parleremo lunedì sera in diretta dalle casermette del Penna. Iniziati gli interventi di riqualificazione all'ex caserma della Forestale a Casarza Ligure, diventa la sede della Croce Verde e di servizi sanitari per l'ASL 4, la spesa complessiva 160.000 euro. Trigoso e Farnocchia unite nel segno della pace in occasione dei festeggiamenti patronali a Sestri Levante, rinnovato il gemellaggio con la piccola comunità toscana, esposto il tappeto della pace. Prosegue per tutto il giorno nei punti Coop Liguri l'iniziativa Dona la Spesa, si possono comprare generi alimentari per le associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà. Buongiorno a tutti e ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura, come avete ascoltato dai titoli, ci occupiamo del tema dei trasporti pubblici, battuta d'arresto per il progetto di fusione tra ATP e AMT, l'operazione su cui punta molto il sindaco metropolitano Marco Bucci. A far saltare tutto per il momento sarebbe stata l'assemblea dei soci di Autoguidovie, l'azienda privata e partner di minoranza di ATP Esercizio. Il suo via libera era fondamentale. Ora dunque che cosa succede? Rivolgiamo questa domanda in diretta telefonica al presidente di ATP Esercizio, Enzo Sivori. Buongiorno. Buongiorno a voi. Quali scenari si aprono ora di fronte a questa situazione che si è venuta a creare? Ma guardi, è stato un primo passo importantissimo che hanno voluto fare gli enti sovraordinati e l'azionista di maggioranza AMT. È un primo passo, da qui in poi si vedrà quello che si riesce a fare, nel senso che non è detto che una proposta di progetto di fusione che è stata rifiutata dal socio privato debba per forza significare che non si farà mai nulla con l'accordo del socio privato oppure senza, insomma. Quindi ora gli enti sovraordinati valuteranno il percorso, probabilmente cercheranno di parlare ancora con il nostro azionista di minoranza e dopodiché si deciderà. Quali progetti Tenga conto che... Sì. Prego. Quali progetti, quali altri tipi di soluzioni potrebbero essere approntate a suo avviso? Ma ce ne sono molti tipi di soluzioni, è inutile parlarne in questo momento. La cosa che bisogna sottolineare è che il trasporto pubblico della provincia di Genova, della città metropolitana di Genova, ha bisogno di trovare una soluzione che rafforzi le aziende o l'azienda dal punto di vista patrimoniale e dal punto di vista industriale. Ci potranno essere delle ripercussioni nell'immediato anche sui servizi di trasporto pubblico? Assolutamente no. Grazie per questo intervento. La saluto. Salve, buongiorno. Ringraziamo Enzo Sivori, presidente di ATP Esercizio, e ora parliamo di un tema che è alla ribalta della cronaca in questi giorni. Negli ultimi giorni infatti ricorrono spesse notizie di fungaioli dispersi nell'entroterra. È un segno che sempre più ricercatori occasionali si avventurano nei boschi senza conoscere le più elementari regole di comportamento. Abbiamo sentito l'ispettorato micologico dell'ASL 4. Sentiamo. È aumentato negli ultimi anni il numero dei fungaioli occasionali, persone cioè che conoscono poco funghi e boschi ma vanno lo stesso all'avventura. A segnalarlo l'ispettorato micologico dell'ASL 4 che fa riferimento a dati statistici. D'altra parte, se la cronaca degli ultimi mesi parla di fungaioli dispersi, deceduti, feriti e multati, qualcosa di strano c'è. I raccoglitori occasionali, spiegano dall'ispettorato, sono coloro che si avventurano nei boschi seguendo la moda del momento e raccolgono tutto quello che trovano, peraltro aumentando il rischio di intossicazione. Non tutti li fanno controllare, o comunque, si chiedono gli ispettori della ASL, si riesce davvero ad arrivare a tutti? Sono sempre meno, dicono ancora, i fungaioli esperti, quelli di una volta, che conoscevano bene i boschi e sapevano quali funghi erano commestibili e quali no. Ora si porta via tutto, anche quelli velenosi, che è pure una contraddizione, oltre ad essere vietato.
C'è un altro punto: credendo che con un cellulare in tasca si possa andare ovunque senza rischi, dicono dall'ASL 4, in realtà aumentano i pericoli, non solo perché non sempre si conoscono tutte le potenzialità degli smartphone e dei sistemi GPS, ma perché in alcuni casi, come si è visto di recente, un telefonino può non avere la linea o perderla in un determinato momento e luogo. Non basta dunque leggere libri sui funghi, articoli di giornale, per pensare di essere dei cercatori esperti. La legge del bosco va conosciuta a fondo, così come le regole di comportamento, alle quali i vari consorzi negli ultimi tempi stanno lavorando molto, ma che non sempre vengono prese in considerazione. I luoghi del Levante, presi maggiormente d'assalto, sono i boschi del Monte Penna, della Iona e dell'area bassa di Rezzoaglio, dove peraltro in questi ultimi giorni hanno ripreso a nascere i funghi. Perciò attenzione quando ci si trova tra gli alberi e in caso di dubbi sul raccolto, fondamentale è contattare l'ispettorato micologico. E su questo tema si concentrerà la trasmissione direttamente in onda lunedì prossimo e che sarà in diretta dalle casermette del Penna. Sarà l'occasione anche per parlare di come la Val d'Aveto affronta la nuova stagione turistica. Ospiti al rifugio i sindaci di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto, il gestore della schiaria di Rocca d'Aveto, una guardia forestale, i presidenti dell'ente parco e del consorzio del Penna. L'inizio alle 21:10. Sono iniziati gli interventi di riqualificazione dell'ex caserma della Forestale a Casarza Ligure. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale la realizzazione di un piccolo polo sanitario con la nuova sede della Croce Verde e ambulatori al servizio delle persone meno abbienti. Costo dell'opera 160.000 euro. In cosa consiste l'intervento? L'intervento consiste in una funzionalizzazione della vecchia caserma della Forestale, adesso in stato di disuso, per poter essere adibita a nuova sede della Croce Verde di Casarza Ligure, che era sino adesso in locali vicini ma diciamo meno idonei rispetto a quella che è una crescita che auspichiamo per questa realtà che abbiamo sul territorio e che è molto importante dal punto di vista, diciamo così, dell'aiuto che può dare ai nostri cittadini, del punto di riferimento che offre e di tutto quello che rappresenta un po' Croce Verde sul nostro territorio sostanzialmente. Quali sono i costi dell'operazione? Allora, l'operazione prevede un investimento totale tra le aree interne e le aree esterne, quindi tra l'investimento fatto su fabbricato e quello che verrà fatto sulle aree esterne di circa 160.000 euro. Perché è prevista anche una riqualificazione della zona antistante in modo da ridare un po' di dignità a tutto quello che è il complesso di Villa Sottanis. Oltre alla sede della Croce Verde ci sarà un luogo dedicato all'AS 4 Chiavarese dove si potranno fare dei servizi pubblici per la comunità non solo di Casarza. Noi pensiamo, ma stiamo contattando comunque la direzione dell'AS 4, di dare la possibilità alle persone indigenti di avere dei servizi all'interno di quest'area. Oltre alla nuova sede, come è possibile sostenere la Croce Verde? Sì, approfitto di questo spazio per dire che è in corso la raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza per i nostri militi, quindi sarebbe il nostro sogno quello di inaugurare il nuovo polo sociosanitario con la nuova ambulanza. Invito tutti coloro che hanno la volontà di fare questa buona azione a rivolgersi alla nostra Croce Verde in via Nuti 40. E da Casarza Ligure riparte il cammino di visita pastorale della comunità all'ambito della Val Petronio che sta compiendo il vescovo Alberto Tanasini. Lunedì il primo appuntamento alle 20:45 nella chiesa parrocchiale di Casarza Ligure per un momento di preghiera e di ascolto delle parole del vescovo che indicherà il senso della visita e del lavoro d'ambito. Monsignor Tanasini incontrerà poi i sacerdoti il giorno successivo, martedì 15 ottobre alle 10 a Castiglione Chiavarese, mercoledì 16 ottobre alle 19:30 nella parrocchia di Santa Croce a Moneglia l'incontro con il Consiglio pastorale d'ambito. Sabato alle 15 a Castiglione Chiavarese l'incontro per i catechisti. Martedì 22 ottobre a Francolano l'appuntamento con i rappresentanti del Consiglio per gli affari economici e delle varie comunità. Ed infine il 25 ottobre, venerdì a Francolano, alle 20:45 l'assemblea aperta a tutti e la conclusione domenica 27 ottobre. Cicagna accoglierà domani il nuovo parroco Don Marco Gattorna che farà il suo ingresso nella comunità parrocchiale alle ore 15 accompagnato dal vescovo. Don Marco manterrà la cura pastorale delle comunità di Orero, Pianezza e Soglio, diventerà anche parroco di De Zerega. La parrocchia di Serra invece sarà guidata da Don Guido Perazzo che celebrerà la prima messa in questa comunità oggi pomeriggio a partire dalle 15. Don Guido continuerà ad essere parroco di Barbagelata, Cornia, Mocconesi Alto e Mocconesi Basso.
La parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra celebra la solennità di Nostra Signora del Soccorso. Domani alle 9 la messa sarà presieduta da Monsignor Diego Coletti, vescovo emerito di Como, mentre alle 11 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo di Chiavari Alberto Tanasini. Monsignor Coletti presiederà poi alle 16:30 il vespro e la processione. Lunedì alle 20:45 la messa di ringraziamento. In occasione dei festeggiamenti patronali per Nostra Signora del Rosario si è saldato il legame tra Trigoso e Farnocchia, due frazioni rispettivamente dei comuni di Sestri Levante e di Stazzema, unite da una storia di emigrazione e di lavoro. Nel giorno della solennità mariana, nel centro storico della parrocchia di Santa Sabina, è stata stesa una porzione del tappeto della pace. È un intreccio di storie quello che lega la comunità di Farnocchia nel comune di Stazzema in Toscana a Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante. Sullo sfondo la seconda guerra mondiale e la lunga scia di distruzione e di povertà lasciata dal conflitto. In cerca di nuova speranza e di un lavoro, una delegazione di farnocchini nell'immediato dopoguerra raggiunse la città dei due mari per mettere a disposizione la propria abilità di minatori al servizio della costruzione di un nuovo tratto di ferrovia. Avevano bisogno qui a Santa Vittoria di un minatore e quindi avevano fatto una squadra, mio papà era tra questa squadra e è stato trasferito. Stando qui in questo paese, Santa Vittoria, ha conosciuto mia mamma, chiaramente si sono sposati e siamo nate noi 3 sorelle. Per altri il primo incontro con la realtà sestrese è stato più casuale. Per un'occasione anche lì improvvisata che doveva accompagnare una signora anziana, c'era mia moglie, ci si conobbe. Ha avuto il primo contatto con sua moglie? È stato col primo contatto con mia moglie. Poi lavoravo alla Fiat di Viareggio, essendomi avvicinato ebbi occasione di fare più visita. I farnocchini hanno partecipato alla festa di Nostra Signora del Rosario a Trigoso con l'accompagnamento musicale della Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia e con una porzione del grande tappeto della pace intessuto da un gruppo di volontari dell'Associazione I Colori della Pace che hanno ricevuto quadrati di tessuto da 120 paesi di tutto il mondo. Questi quadrati di 50 x 50, sia con la lana, col cotone, ma anche con la stoffa, con qualsiasi cosa la fantasia delle donne avesse in mente, e in effetti è venuto fuori qualcosa di meraviglioso perché colori e fantasia hanno avuto la via libera. Vedete i tappeti, questa creazione qua che ha unito nel cucire tante donne e tante persone proprio con l'intento di condividere la pace, che è la cosa più bella che ci sia al mondo. È in corso in tutti i punti Coop della Liguria l'iniziativa Dona la Spesa. I generi alimentari che saranno raccolti grazie alla generosità di molti saranno destinati a famiglie in difficoltà del territorio. C'è tempo per aderire ancora tutto il pomeriggio di quest'oggi. Vediamo come sta andando. Come sta andando questa mattina? Benissimo, benissimo. Prima di tutto perché le persone che stanno servendo sono gioiose e quindi affrontano i clienti che vengono col sorriso. Quello che è importante è il sistema che abbiamo per portare questi alimenti alle famiglie, cioè noi non facciamo venire le famiglie a prendere gli alimenti da qualche parte, noi con i volontari portiamo a casa delle famiglie questo genere di aiuto, perché rende possibile conoscere altri bisogni che sono molto più profondi, importanti, sono di tipo educativo, sono di tipo sociale, e quindi l'andare nelle famiglie e creare una relazione è importantissimo. E voi date la borsa? Noi diamo la borsa, diamo la lista delle cose che loro possono comprare e poi la gente sceglie secondo le proprie possibilità. C'è un po' di tutto. L'olio, che è quello che danno un po' meno perché è quello più costoso chiaramente, e poi c'è il tonno, tutte le cose insomma di genere alimentare. Voi siete impegnati questa mattina? Lo faccio volentieri, anche se ero stanca, mal di schiena, però vengo per quello, perché va alle famiglie, anche perché si conoscono le famiglie alle quali poi va la spesa, perché c'è chi prepara i pacchi e poi dopo le consegna direttamente, per cui è una cosa sicura. Se tutti si degnassero di dare qualche cosa, magari ci sarebbe gente che starebbe un po' meglio e che ne ha bisogno effettivamente. Chi ha bisogno bisogna aiutarlo,
in quel poco che si può, perché con una pensione sola, però bisogna aiutarci, se non lo facciamo noi chi lo fa? Scattano le multe da parte dell'amministrazione di Lavagna contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti. In attesa dell'entrata in funzione del sistema delle telecamere, un cittadino virtuoso ha sorpreso in pieno giorno alcune persone che riversavano sacchi pieni di spazzatura in un luogo non idoneo. Il fatto è stato portato all'attenzione della Polizia Municipale che, grazie al lavoro degli ispettori ambientali, è risalita ai responsabili. La sanzione è stata elevata a carico di una persona residente in un comune vicino. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci troviamo con tutte le ultime notizie. L'apertura di Avvenire dedicata al premio Nobel per la pace, il volto dell'Africa, il premier etiope Abiy Ahmed per l'intesa con l'Eritrea ha messo fine al conflitto lungo 20 anni e sta rinnovando il suo paese, premiato il giovane politico simbolo del riformismo. La fotonotizia invece ci porta in Turchia, stop tardivo degli Stati Uniti, Erdogan avanza in Siria, l'Europa ricatto inaccettabile, Di Maio sia le sanzioni. E poi l'indagine dell'Istat, il no profit da lavoro. Il censimento in Italia nel 2017 in forte crescita, i dipendenti sono 845.000, vale l'8% delle imprese. Dalle pagine del quotidiano cattolico, l'indagine, l'Himalaya perde i ghiacciai, le popolazioni chiedono aiuto, la temperatura sale più velocemente, allarme nel bacino indiano di Sutlej, la carenza di acqua ferma le centrali, problemi per agricoltura e turismo. E ancora, tra i 5 santi che verranno canonizzati domani da Papa Francesco c'è anche Suor Giuseppina Vannini, sempre al fianco della vita. La postulatrice Suor Rosoni racconta aspetti inediti della madre, fondatrice delle Figlie di San Camillo, che domani sarà proclamata santa. Andiamo sulla prima pagina del secolo XIX, le sanzioni alla Turchia, Italia e Francia a favore ma la Germania frena, e poi ancora commissariamento della Carige ma la Calza, primo ricorso in tribunale contro la BCE. Andiamo a centropagina, le giornate della protezione civile e il capo dipartimento Borrelli plaude alla Liguria, protezione civile, la Liguria è un modello. Vediamo un'immagine appunto di un intervento. Andiamo sulle pagine del Levante, a Rapallo un pannello in strada per l'autodiagnosi, così gli Umarell faranno il test della vista, Rapallo posizionerà la griglia per la prevenzione delle patologie alla vista accanto ai cantieri della città. E sempre dal Tigullio occidentale, Santa Margherita, re delle truffe in Iran, arrestata a Santa, l'uomo 43 anni rintracciato nel Tigullio dove era in vacanza con la famiglia, truffato l'istituto bancario di Teheran. Sempre dal secolo XIX, funghi, 4 dispersi in 24 ore, i consorzi dicono fate pagare i soccorsi, raffica di interventi di soccorritori, carabinieri e vigili del fuoco nell'entroterra. Per le pagine dello sport, Entella, prove tecniche di campionato, Boscaglia assaggia il Baby De Luca, oggi un amichevole contro il Chiasso, spazio anche ai giovani. Andiamo ora in redazione per le altre notizie, per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Andiamo a Mezzanego dove ANAS ha rifatto le strisce sulla strada statale che attraversa l'abitato. Una lunga striscia bianca che per il momento non tiene conto di alcuni attraversamenti verso i passi carrabili e che dunque causa lamentele tra i residenti. Intanto il sindaco Danilo Repetto ha scritto ad ANAS per lamentare che a distanza di un anno dall'inizio della gestione non sono stati ancora fatti grossi miglioramenti su tutta la rete. Gli sfalci dei cigli stradali non sono stati effettuati, scrive Repetto, gli investimenti per il rinnovo dell'asfalto è stato fatto in parte e con grande ritardo, non c'è stato alcun intervento per la pulizia delle cunette e dei tombini né per la messa in sicurezza delle barriere stradali. Il primo cittadino dunque chiede di superare questa situazione di stallo e soprattutto di aprire un tavolo di lavoro tra ANAS e le comunità locali per il futuro della 586 della Val d'Aveto. È tutto, a te Cristina. Bene, grazie, non ci sono altre notizie, il telegiornale ritorna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45 sul canale 15 di Telepace 1, l'informazione prosegue al canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.